L'amico ristoratore del commissario Montalbano nella Vigata di Camilleri è lui, Enzo Sacco, del tipico locale di Porto Empedocle, meta di tantissimi buongustai. E si deve al regista di Macari, Michele Soavi, se gli italiani da lunedì scorso hanno potuto conoscere il vero volto del ristoratore in primo piano, il vero Enzo, insomma. E sta tutta qui la somiglianza tra il Montalbano di Andrea Camilleri e Macari di Gaetano Savatteri. Sta nel nome che finalmente ha pure un volto. Macari, con il delitto della Colimpetra, bisogna dirlo, vince ai punti, visto che la puntata di cui parliamo è agrigentina dall'inizio alla fine. Non c'è Vigata, ma Agrigento con le sue bellezze. Il dopo Macari, però, è stato un susseguirsi di polemiche attraverso i social, polemiche che nella maggior parte dei casi nulla hanno avuto a che fare con il diritto di critica e la libertà di espressione, diritti sacrosanti che qualche volta però si farebbe bene a contenere per non scadere nel patetico. Nel pieno rispetto di tutte le opinioni, bisogna dire che Macari, piaccia o no, ha proiettato Agrigento 1000 volte più che un semplice spot, anche se Agrigento non ha bisogno di presentazioni, come ha detto ai microfoni di Arturo Cantella l'attore Claudio Gioè. Quindi in tema di fiction televisiva ha premiato anche l'attore Claudio Gioè, protagonista della fiction Macari, che ha condiviso con Pippo Montalbano anche momenti di lavoro nel film I 100 passi e la meglio gioventù. Sì, si chiama Macari, la fiction, è un bellissimo momento, poi qui ad Agrigento abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, un grande affetto del pubblico e speriamo che possano gradire anche le nuove puntate e soprattutto l'episodio girato alla Valle dei Templi, al Giardino della Colimbetra, che porterà un po' di visibilità anche se non ne avete bisogno, ma insomma fa sempre piacere vedere le bellezze di Agrigento in prima serata Rai 1. Si aspettava questo successo della fiction della scorsa edizione? No, ci ha sorpreso un po' tutti e siamo rimasti veramente contenti e ringraziamo veramente l'affetto col quale insomma, ci ha accolto il pubblico.